Prima sei stato nominato assessore di origine non elettiva, quindi sicuramente una bella soddisfazione. Oggi nominato, prima facente parte del CDA, quindi presidente della SP Moro. Dove vuole andare Andrea D'Antoni? Andrea D'Antoni innanzitutto è contento di una cosa, che il suo nome è un nome che è saltato fuori oltre che chiaramente dal primo cittadino di Codorova e poi dalla maggioranza di Codorova, è un nome che è stato espresso, per quanto mi risulta, da tutti i sindaci del Medio Friuli, che subito dopo la nomina tutti indistintamente ci sono congratulati, e questa è una soddisfazione assolutamente mia personale. Andrea D'Antoni vuole semplicemente mettere a disposizione quella che è la sua professionalità, la sua persona, in collaborazione con la dottoressa Valentina Battistone e con tutta l'organigramma dell'ASP Moro, per cercare di dare non qualcosa di più, per cercare di fare qualcosa veramente che apra l'ASP a quelle che sono le nuove frontiere, specialmente rivolte al sociale, far sì che questa diventi un punto di riferimento sia d'ambito che per il distretto, per tutto il Medio Friuli. Andrea D'Antoni vuole semplicemente essere utile. Hai già pensato a qualche strategia, a qualche modalità gestionale? Senz'altro dei pensieri li ho fatti. Ho necessità di prendere coscienza chiaramente di quella che è la realtà organizzativa, di quelli che sono effettivamente i passi che sono stati fatti, anche se ho già potuto constatare che l'ASP è una realtà assolutamente funzionante, assolutamente sana, e do ancora merito a chi mi ha preceduto per il lavoro fatto. Senz'altro c'è forse la necessità, cambiare non si cambia solo perché uno non è andato bene, c'è anche la necessità alle volte di cambiare persona per cercare il qualcosa in più, per cercare di cambiare veramente questo passo, per prendere quell'imprinting, quella diversità di idee che una persona ha rispetto a un'altra. Quindi sì, ho delle idee in testa che spero di poter esplicitare al più presto, compatibilmente con quelle che sono chiaramente le incombenze di tipo ordinario e quelle che saranno le possibilità progettative di sviluppo ammissibili o possibili. Per il Ponte News, Marco Mascioli.